Eccoci, buongiorno carissimi. Ogni giovedì ci incontriamo con una buona notizia da condividere, perché le notizie buone nel mondo sono tante, anche se sembrano poche, perché ci comunicano spesso le comunicazioni, insomma la televisione, i giornali, i mass media, ci comunicano spesso notizie non molto belle, ma quelle belle ci sono, basta andare a cercarle. Oggi vi racconto la storia, voglio condividerla con voi perché è troppo bella, la storia di Luciana e di Aziz. Luciana è una persona di 90 anni che vive sola in Toscana e che da qualche settimana ha aperto la sua porta a un ragazzo del Centro Africa, un ragazzo di 19 anni, quindi un ragazzo nero di colore, un rifugiato politico. E le prime parole che Luciana ha detto ad Aziz sono state: tu ti devi sentire libero in casa mia come lo sono io. Cioè, ha messo Aziz sullo stesso piano suo. Chi sono i rifugiati politici? I rifugiati politici sono quelle persone, quelle famiglie intere a volte con bambini, adulti, ragazzi che sono costretti a lasciare il loro paese, la loro nazione, la loro terra, i loro amici, la loro casa, tutto, e devono venirsene via e fuggire perché nel loro paese c'è la guerra e non è possibile spesso vivere in una situazione così devastante, un inferno. Pensate alla Libia, pensate alla Siria, pensate alle famiglie che vivono appunto da rifugiati, vivono in campi di raccolta, non so come dire, insomma, in modo disumano. Quando gli amici dell'associazione hanno proposto ad Aziz questa bella esperienza, Aziz ha fatto subito una serie di riflessioni. La prima è stata: ma il mio modo di essere, per come sono fatto, da dove vengo, per la mia storia, eccetera, sarà compatibile con il modo di vivere di Luciana? E dopo qualche giorno ho dovuto ricredersi subito, certo che era compatibile, perché Luciana l'ha messo subito a proprio agio, lo considera un nipote, lo chiama nipote e dice: Aziz è così bravo a scuola, è così volonteroso, si impegna tantissimo e io non posso essere contenta e fare altro che aiutarlo. Aziz attualmente in Toscana frequenta l'istituto tecnico turistico e dice che lui ha proprio voglia di finire il percorso scolastico dell'istituto per poi iscriversi all'università e magari poter tornare nella propria terra, nel Centro Africa, perché no? E parlando di Luciana dice: ho avuto modo proprio in queste settimane, in questi mesi, di conoscerla. Luciana è una libreria vivente, dice lui. Sì, perché questa storia dell'accoglienza di Aziz da parte di Luciana si inserisce su una storia più lontana ma molto forte di Luciana. Luciana negli anni della dominazione, della occupazione nazista, quindi nel 43-44, ha fatto la staffetta partigiana, cioè ha messo in gioco la propria vita per liberare l'Italia dalla dominazione e dai nazisti, no? Da questo periodo oscuro della nostra storia. E proprio per questo, perché lei si è messa in gioco e ha vissuto il periodo della guerra, ha vissuto il periodo dell'occupazione nazista, ha vissuto il periodo dei rastrellamenti, delle torture, delle prigionie, che ha deciso di fare questa scelta. E quindi dice: se Aziz ha dovuto andarsene da una terra che non aveva la democrazia, che non poteva vivere in pace in democrazia, io ben volentieri lo accolgo nella mia casa. E questa è già una cosa bellissima. L'altra riflessione che fa Aziz è che è molto, molto profonda, è molto bella, non sempre ci pensiamo, invece dovremmo pensarci.
Aziz dice che spesso le esperienze che fanno i ragazzi di colore, le persone di colore o comunque le persone non italiane ma straniere in Italia, che magari arrivano qui con mezzi di fortuna, sui barconi, senza vestiti, conciati, senza poter mangiare, senza... molto spesso vengono considerate in modo negativo dagli italiani, perché lui dice, io in questo lui non colpevolizza le persone italiane, lui dice solo, noi siamo visti male perché non c'è conoscenza, non c'è la conoscenza reciproca. La conoscenza apre la mente, quindi se noi ci conoscessimo, capiremmo che siamo tutti figli dello stesso padre, cioè tutti abitanti della terra, che noi siamo stati sfortunati, però abbiamo bisogno esattamente di quello di cui avete bisogno voi che siete qui. Quindi che cos'è che è importante e che scaccia la paura? La possibilità di una relazione. Cosa vuol dire? La possibilità di una conoscenza, la possibilità di condividere, di condivisione, la possibilità di condividere anche gli affetti, la possibilità di condividere le esperienze, insomma, di capire che loro, tra virgolette, gli stranieri, in particolare quegli stranieri che, dicevamo prima, arrivano da noi in condizioni pietose, hanno bisogno delle stesse cose di cui abbiamo bisogno noi e anche i loro bambini. Quindi la conoscenza ci apre la testa perché ci fa capire queste cose, ma ci deve aprire anche il cuore, perché tu non puoi rimanere insensibile di fronte a queste persone. Nessuno dice che ciascuno di noi deve fare quello che ha fatto Luciana. La scelta che ha fatto Luciana è una scelta forte e importante, però ci spinge anche a dire quando li incontriamo, quando li conosciamo, quando ci parliamo un attimo, capiamo che anche loro hanno bisogno di tante, tante cose, soprattutto della relazione tra noi e loro. Non hanno bisogno dell'allontanamento, non hanno bisogno, hanno proprio bisogno di sentirsi un pochettino accolti. A me sembra che questa sia una bella notizia, mi è sembrata bella da condividere con voi e niente, io vi lascio con questo pensiero, il pensiero dell'accoglienza, il pensiero della conoscenza che deve aprire la nostra testa ma anche il nostro cuore. Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra bella notizia, perché il mondo è pieno di belle notizie. Ciao!